Le comunità energetiche regionali sono un nuovo strumento che la Regione Veneto mette a disposizione di aziende private per produrre energia pulita e diventare autonomi dal punto di vista energetico. Un incontro in provincia a Padova con la Regione e i sindaci del territorio per capirne le opportunità. È uno strumento straordinario di produzione di energia da fonti rinnovabili in loco, consumate in loco, ed è uno strumento straordinario perché è molto malleabile, nel senso che può essere una CER pubblica fatta da un comune per fare energia, può essere fatta da un ente pubblico e un ente privato, può essere fatta da un condominio, può essere fatta tutta da privati, può essere fatta da una zona artigianale, quindi tanto si può applicare a qualsiasi situazione. E la cosa straordinaria è che produciamo energia da fonti rinnovabili, quindi insomma andiamo ad abbattere la CO2, ma soprattutto abbattiamo i costi. Per il vicepresidente della provincia e sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella, le comunità energetiche sono una vera e propria rivoluzione nell'approvvigionamento energetico. Una rivoluzione del buon senso, una rivoluzione soprattutto che parte dalla consapevolezza dell'importanza di rispettare l'ambiente, di utilizzare le energie rinnovabili, ma soprattutto di utilizzarle come comunità parallela, ecco, quindi coinvolgendo le persone fisiche, le famiglie, le imprese, gli esercenti, le istituzioni e anche tutte le realtà del terzo settore in questa importante rivoluzione, appunto, che ci deve permettere di ottenere quelli che sono gli importanti incentivi, andando a ridurre l'utilizzo e l'infrastrutturazione delle linee, mantenendo l'energia nei territori, mantenendo la produzione dell'energia nei territori e soprattutto spiegando alle persone quando bisogna consumare energia, quindi nei momenti in cui ci sono un maggior picco. Si è discusso anche di piano regionale dell'energia, in cui non è stata inserita come fonte il nucleare, che qualcuno, soprattutto a Roma, propone come la soluzione ai problemi di approvvigionamento energetico. L'assessore Marcato spiega così questa scelta. Ad oggi non c'è una legge che consenta di fare centrali nucleari, lo ricordo. Due, perché il nucleare di nuova generazione di cui si parla sarà in disponibilità fra 30 anni. Se ci aggiungiamo poi i tempi di realizzazione di una centrale nucleare che va dai 7 ai 10 anni, parliamo di 40 anni. Evidentemente il piano energetico ha esigenze più a breve termine. Terzo elemento, secondo me, quello dirimente, è che conoscendo la classe dirigente di questo Paese, alla precisa domandina dove le facciamo, io credo che non ci sia partita. D'altronde ricordo che l'Italia non ha un piano energetico che indichi dove fare che cosa.